perché il bello, sapete poi qual è, ragazzi? Che tu, un ospite, no? Perché uno si deve superare, capito? A me piace, io è una sfida con me stesso, mi supero, perché uno vede la trasmissione e dice, ah, guarda che ho, bravo, bello, bello. Ora, quando vedranno l'ospite di oggi, domani mi diranno, bello, tutti bravi, tutti belli, ma mai come quello di ieri, mai come ieri, mai, che io poi riesco a, capite, da quello che intravedete, non lo so se l'avete riconosciuto, però ora tutti, uno che fa bodybuilding, un istruttore di... no, ora appena ti danno il via e poi io forse si è capito dove mi secca, aspettare mi secca. Amici di Sottacchi Talk, siamo sempre puntuali, noi spacchiamo il secondo a Catania, non è difficile, cioè non è facile spaccare il secondo perché orientativamente arrivo a quest'ora, ma noi siamo sempre puntuali. Oggi è un ospite che io ho voluto perché se in una trasmissione come questa non c'è un personaggio come lui, e allora c'è qualcosa che non va, avete capito? Perché per il suo spirito, per la sua ironia, ma soprattutto per quello che fa. Glielo dico ora subito, appena lo saluto glielo dico, gli dico una cosa che forse pochi gli dicono. È Mario Venuti, ciao Mario. Ciao, è Mario. E io oggi ho un po' di stizza, lo devo dire, capito? Stizza. Un po' di stizza, ho un po' di emozione, un po' di... che ci posso fare? Sapete perché? Ve lo spiego subito, perché molti prima di venire qua dicono la trasmissione è bella, però... un po' di strizza. Strizza, no? Che la stizza, no, la stizza sei stizzoso? No, stizzoso. Vedi che vecchiere. Sì, sono un rompi. No, si può dire. No, col tempo devo dire, sto peggiorando malamente. Ah sì? Sì, non ne lascio passare a nessuno. Ma sai quindi che stai attento. Sai che mi è arrivata qualche vocina? Allora Mario, te lo dico all'inizio, perché poi così il rompighiaccio me lo faccio da solo. Sicuramente molti ti dicono complimenti per quello che fai. Io ti dico grazie per quello che fai, che è diverso per un artista, e ci tenevo a dirtelo prima così io posso andare avanti, se no con tutta la trasmissione che devi dire sta cosa non me la posso tenere. Allora, tu non conosci la trasmissione o no? Vabbè, non è una, per me vabbè, è meglio, così io te la spiego. È una sorpresa. È una sorpresa. Allora, guarda come funziona. Funziona che tu hai diritto a dirmi una sola bugia durante la trasmissione. E questa bugia ce la giocheremo alla fine. Sceglieremo delle armi bianche dopo che ci prenderemo un caffè. Le armi bianche sono questi giochi, tu puoi scegliere se giocare, se sfidarmi a Guglielmo Tell, se sfidarmi a canestro, a ping pong, come vuoi tu. Se vinco io, tu mi dici qual era la bugia. Se invece vinci tu, la bugia se ne andrà con te da questo studio. Ok? Fin qua. Ovviamente io avevo pensato che quella fosse una sedia scomoda per tutti gli ospiti, ma Mario ci ha abituato al case, quindi non a mettere una sedia da vecchiore, ma non ho avuto il tempo, quindi quella è la sedia scomoda dell'ospite, io sono un po' più comodo. Non ho più niente da spiegarti come, diciamo, regole del gioco, devo solo informarti che loro non parlano. Sono qui perché non parlano, va bene? Quindi tu magari con lo sguardo li cerchi, li fai, non ti possono dire ci siamo, niente. Statue di cera e basta. Se una domanda non ti è chiara, io magari te la rifaccio de nuovo. E se una domanda non mi è gradita? Te la rifaccio de nuovo. No, non credo. Perché ti dico? Perché è vero che questa non è la solita intervista, ma è vero che vado a pescare nella tua vita da quello che tu mi fai arrivare tramite i social o tramite quello quindi che si vede. Non entri nella vita privata o cerchi di entrare nelle mutande come fanno solitamente molti. Ma senti, se guarda, me ne frega niente. Ma senti, ma io con tutti gli argomenti che ho, ma perché devo entrare nelle mutande dell'ospite? Nel senso che si fanno gli affretti loro, con chi te la fai, con chi non te la fai. No, non mi Alcuni sono così. Vanity Fair, questi giornali qua. No, ma io non sono figura di questi. Io sono giornali di Cuttigno. Giornali di Cuttigno.
piatto è un cortile, diciamo che questo cortile, però lo vedi questo cortiletto bianco, è un po' più a modo, insomma, un cortile in gilet. Facciamo vige la discrezione. Va bene, vige la discrezione. Allora Mario, facciamo una cosa, io inizio subito con 3 domande rompighiaccio, che sono quelle che faccio a tutti e sono per tutti uguali. Però tu non mi puoi dare delle risposte, diciamo, predefinite o di circostanza evasive. O evasive, tipo se io ti dovessi chiedere la cosa di cui ti sei vergognato nella vita, mi dici mi sono vergognato di niente, una cosa nella vita di cui ci siamo vergognati, fosse anche la pipì addosso, a proposito di mutande, insomma quando eravamo piccoli l'abbiamo fatta. Quindi se ti dovessi chiedere sei orgoglioso di che cosa, non mi puoi rispondere di tutto, perché ci sarà una cosa che ti ha reso più orgoglioso o meno orgoglioso nella vita, e se potessi tornare indietro cosa rifaresti o cosa non rifaresti. Ma sentirmi dire tutto... Sono queste le 3 domande. Sono queste le 3 domande rompighiaccio. Qualcuno mi dice che sono più difficili, però... Allora, la cosa di cui mi sono vergognato... Ma deve essere una vergogna immediata o a posteriori? No, anche a posteriori, che sono quelle più vergognose, le vergogne quelle di cui ci si vergogna di più, perché a distanza di tempo tu rimuovi e dici Madonna mia, come vuoi però, non ti preoccupare. No, questo mi racconto un episodio di quando ero bambino, che anche un po' è paradossale, perché effettivamente io da bambino rifiutai di studiare il pianoforte, cioè non mi piaceva. E avevamo questo pianoforte, i miei a quanto pare avevano deciso di venderlo, di cederlo. E io di fronte alla vicina di casa, quando gli venne proposta di questa cessione di questo pianoforte, ho detto perché tanto io ho sminuito il pianoforte di fronte a mia madre, che naturalmente ho fatto vergognare lei, più che altro non mi sono vergognato io, si è vergognata lei, però io poi mi sono vergognato a posteriori, vabbè, comunque queste sono, diciamo, ingenuità infantili, quando non anche, come dire, anche un po' quando si dice la verità. Io poi l'ho sempre fatto nella vita, devo dire, non sono mai stato... Hai fatto bene, perché è quello che ti contraddistingue. Non sono abbastanza un libro aperto. E quindi, no, ho detto, vabbè, tanto non lo suona nessuno, non potevi mai immaginare quello che fosse successo dopo. Certo, infatti. E la tua mamma, poi quelle sono quelle cose di cui poi i genitori ci esortano a non vergognarci, perché poi quanto sono brave le mamme a dire vabbè non ci pensare più, ormai è andata, vuol dire che doveva andare così. Sì, lo trovavo estremamente noioso, il solfeggio, è noioso il solfeggio, poi insomma... Cioè dico, se questa è la musica non mi interessa. Sei orgoglioso? Sono orgoglioso di... Sono orgoglioso di... È difficile, perché sono tante cose di cui vado orgoglioso, però poi riguardo al mio mestiere. Dalla tua vita, al tuo mestiere, sei orgoglioso di un amico, sei orgoglioso, sai, quando tu prepari un piatto che ti cucini dici ma come faccio da pasta a casa, ma quando sono orgoglioso della mia pasta con la salsa. Sono orgoglioso dei miei... cucino tante cose buone, della mia maestria in cucina, abbastanza devo dire, sì. Vuoi sapere i piatti che cucino? Ma se ci tieni sì, se ce n'è uno in particolare, qual è allora? Allora guarda, io ho una cucina abbastanza regionale, esotica, cioè mi piace un po', perché un po' come anche faccio, sì, un po' anche come faccio con la mia musica, nel senso, cioè sono un po' provinciale, nel senso il mio punto di vista è qua, quindi naturalmente anche i piatti regionali, la pasta con la norma, le cose così, c'ho le giuste informazioni su come si cucina, su come si fa la cucina, su come prepara la cucina siciliana. Però al tempo stesso, siccome sono un grande viaggiatore, ho sempre avuto questa fascinazione per mondi lontani, mi piace il Brasile, mi affascina l'Oriente, quindi ho, come dire, fatto una contaminazione. E quindi cucino anche dei piatti, per esempio sono orgoglioso della mia moqueca di pesce. Tu dici cos'è la moqueca di pesce? La moqueca di pesce è un piatto tipicamente baiano, e qui andiamo alla mia passione per il Brasile, che non è soltanto musicale, è anche culinaria. E l'occasione è stata il nostro nuovo percussionista con cui stiamo portando in giro il nuovo spettacolo, che appunto è brasiliano.
e avevamo fatto le prove e si fermava a casa mia per una notte, poi l'indomani ripartiva, eccetera. Quindi io vado alla pescaria, vedo tutti quei bei gamberoni, delle cose, dico no, dobbiamo fare una mocheca di pesce, che appunto è un piatto tipico baiano che si fa con il latte di cocco, con il coriandolo fresco e con l'olio di dendè, che è un olio di cocco tipico di quel posto, che si riesce a trovare anche a Catania. Ah, sì? Sì. Allora, Non dico il negozio in cui si trova perché non voglio fargli pubblicità. No, vabbè, lo puoi dire, figurati, ma la dobbiamo assaggiare. Almeno io la voglio assaggiare. Se mi fanno, io ho tentato di partecipare a un programma, un talent, come si chiama? Talent, sono questi programmi di cucina tipo, così, ma non mi hanno voluto. Niente, vabbè, Mario, ma ne parleremo di chi non ti ha voluto. Se potessi tornare indietro? Se potessi tornare indietro... se potessi tornare indietro... Te la dico io. Dimmela. Non daresti via il pianoforte? In effetti potrei essere stato un grande pianista. Vabbè, perdiamo. Allora, le domande rompighiaccio sono finite. Mario, facciamo una cosa. Queste sono sempre uguali per tutte. Poi andiamo su chi, sul tuo, diciamo, nello specifico, entriamo un poco nell'intimo. Loro due, ti ho detto, non parlano. Però fuori vanno a raccogliere le impressioni della gente, chiaramente, perché vogliamo sapere cosa ne pensano del programma. Siccome io non ho tempo, ci vanno loro e fanno il Vox Populi, no? E allora, guardate che sono carini. Ale Catania! Giovanni! Ma dobbiamo lavorare, vuoi che piova? Perché, scusa, mi sto cantando. Quello è il problema, Giovanni, che tu stai cantando. E quindi? Ma non conosci altre canzoni? No, non cantare niente che è meglio. Andiamo, dai, forza, andiamo a sentire cosa dice il popolo. Ma stavo cantando, però. Barbara! Buona musica. Mi dica un po' che musica le piace ascoltare. A me le canzoni napoletane. Ah, che bello, ma per esempio una. Gigi D'Alessio. Beh, bravo Gigi, salutiamo Gigi D'Alessio. Ciao Gigi D'Alessio. Nino D'Angelo, Nino D'Angelo, è bello magari, mi piace perché mi hai visto tutti i film. Gianni Celesti di Catania. Salutiamo Gianni di Celesti. Vengi. Non siamo di qua. Perfetto. Veniamo di Belgio. Allora, signori, le volevo chiedere una cosa. Ce lo canticchia un pezzo di una canzone che le piace? Di Gianni Celesti, sì. Allora, va benissimo anche Gianni che... Mi sono fatto un amante, una bionda tranente. È la tua dolce amante. Non devi evitare di fare offendere Nino D'Angelo, anche una dedica a Nino D'Angelo, un pezzettino suo lo facciamo. Aspetta, vieni. Maledetto treno che me l'hai portata via. Maledetto treno che ce l'hai portata via. Dove ce l'hai portata? Dove c'è il Belgio? Dove ce l'hai portata? Treni. In Belgio. Ci dica per lei qual è la buona musica. Non lo so. Una canzone che le piace. Non lo so. Ma la signora è modernissima. Signora, lei conosce Annalisa. Non mi mordiamo. Ma allora ci dica una canzone che le piace particolarmente. Ce l'ho pure sul telefono, sinceramente. Ma che brava la signora, è modernissima. L'ultima, quella con Tananai, No, sa, l'ultima no. Bella musica. Toda la música de México, Ah! mexicano. Can you sing a little bit for us? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Woo! Thank you so much. Say hello to Vox Populi. Hello to Vox Populi, the best Thank you. station in the world. Un saluto a Vox Populi. Grazie. Ciao. Un saluto. Forza Catania. Sempre. Forza Catania. Forza Catania. Mario, te l'avevo detto, parlavano tanto, ma adesso entriamo un attimino nel vivo del gioco, perché amo chiamarlo, questo è un gioco, non ci prendiamo mai troppo sul serio. Io te le ho messe in ordine sparso queste domande, poi c'è il domandone che lo decidi alla fine se lo vuoi fare o no. Sai che tutti si rifiutano, tutti sì, ma li capisco. Preferisci tirarne una fuori? Faccio io? Tanto le ho scelte io, faccio io.
Vabbè, ma cominciamo con questa, dato che hai parlato di programmi televisivi dove non ti hanno voluto, eccetera. Io ultimamente, insomma, seguo, ho letto anche che tu hai scritto che Sanremo, ma io perché devo perdere sto tempo, andare a Sanremo, devo presentare la canzone, poi la canzone non la vuoi, tutto sistemato. Ma nel frattempo io creo, vado avanti, ho fatto tante belle cose e continuo così. Poi se pensiamo a tutto quello che hanno scartato da Sanremo ed è andato bene, se continua a non andare, io mi verrebbe voglia di dirti. Però, quindi Sanremo, tu abiti in un quartiere fra gli Angeli Custodi e San Cristoforo, nel cuore di Catania. Sì, vicino a Castellursino. E vorresti che le cose cambiasse, perché abbiamo seguito anche una vicenda, anche in un quartiere, esempio come San Cristoforo, giusto? Vorresti che le cose cambiassero anche lì. Perché? Cioè, la domanda, la risposta. Non ti sono rimasti più santi a cui rivolgerti, quindi abbiamo questi due e ce li teniamo. B. Vorresti anche tu, come tutti, un santo in paradiso. C. Ambiguo perché questo. no? Io sono ateo, i santi non mi interessa, però vorrei che le cose cambiassero comunque. Non capisco i santi in questa Sanremo e San Cristoforo. Le cose vorrebbero cambiare in tutte e due le parti. Beh, diciamo, il desiderio che le cose cambino e penso che riguarda un po' tutti. Penso che troviamo che questo mondo sia perfetto e giusto, in cui i meriti siano indirizzati, cioè siano riconosciuti nel modo giusto. Riguardo alla questione di Sanremo, guarda, diciamo, ho sempre presentato spesso ho presentato dei pezzi, eccetera. Vabbè, i rifiuti ci stanno, fanno parte della... Peccato che molti di questi pezzi rifiutati poi hanno avuto successo, peccato per loro. Per me buon per noi, sì, buon per noi. Parla al plurale. A cominciare da Veramente, che è una delle mie canzoni più popolari, e fu rifiutata a Sanremo del 99 perché dice che si ripeteva troppo la parola veramente. Sì, ho letto questo. Io devo dire buon per noi perché io ti ritengo patrimonio, le tue canzoni sono patrimonio anche nostro, questo diciamolo, perché sai. E poi invece San Cristoforo, San Cristoforo lì le cose che cambiano. Allora, io sono stato un pioniere perché sono andato a vivere lì più di 20 anni fa. Come racconto sempre, mia madre ha detto: no Mario, ti prego, quel quartiere no, perché noi venivamo dai quartieri qua alti, a Viale Marco Polo, io abitavo proprio qua. Non so, io lo so, tu sei di padre messinese, tu sei nata a Siracusa, di padre messinese e di madre napoletana, cioè noi abbiamo delle affinità, perché io ho origini messinesi, la mia famiglia, mia moglie è di Siracusa e io sono un tifoso del Napoli. Sempre terroni, vedi come siamo, infatti. Sempre terronia. Sì, mio padre si spostava per lavoro perché era un ingegnere della SIP, allora l'azienda dei telefoni si chiamava SIP, quindi di diventare Telecom, e quindi lo trasferivano spesso. Quindi io sono nato a Siracusa in una di queste trasferte, fino all'età di 9 anni sono stato lì e poi sono venuto a vivere a Catania. Mi dico catanese perché insomma tutte le cose importanti della mia vita le ho fatte qua e sono molto legato, non penso che me ne andrò ormai da questa città. Ma no, non te ne andare. Per quanto posso essere a volte critico, ritornando al discorso nostro, poi anche avendo scelto un quartiere che di per sé si sa è un quartiere difficile, che però nel tempo, in questi 20 anni, è cambiato, nel senso che si è, come si dice in americano, gentrificato, nel senso che sono venute tante persone come me, anche perché ci sono tante bellissime case antiche. Io mi sono innamorato della casa perché è una di queste case siciliane con stanze con i tetti a volta, eccetera eccetera, quindi mi sono innamorato della casa e ho pensato che, come tanti quartieri prima diciamo un po' degradati, avrebbe avuto un futuro migliore. Effettivamente è un po' cambiato. Adesso vedete Castellursino sta diventando quasi il salotto. Il sindaco Trantino lo sta facendo diventare il salotto della città. Pensiamo a cos'era una volta la pescheria, la zona delle pescherie, e la guardiamo oggi, cioè, insomma c'è un cambiamento. Sì, perché io ti dicevo, io invece quando ero piccolo siamo venuti a vivere qua in Viale Marco Polo. È un quartiere totalmente diverso. Non ci venivamo, nel centro storico era abbastanza off limits, soprattutto la sera. Oggi mi sento di dirti che se parliamo di quartieri difficili o di pericolosità di quello che può succedere in un quartiere piuttosto che in un altro, oggi la differenza non c'è più. Minima. Anzi, ti dirò che quando io cammino per le strade di un quartiere come San Cristoforo mi sento meglio, mi sento più protetto, mi sento più a casa, perché insomma forse perché allora il pericolo, diciamo,
è sicuramente diminuito rispetto ad allora, ma ci sono anche dei motivi, perché una volta c'erano più rapine, più scippi, adesso diciamo che la maggior parte vivono di spaccio e quindi questo, ma lo sai che ho sentito un ex quest'ora che diceva noi tutto sommato li lasciamo fare i loro affari, perché se non vivessero di questo, loro e possibilmente anche i loro parenti che sono in carcere si dedicherebbero ad altre attività criminali come le rapine, che sono effettivamente colpiscono di più la popolazione comune, viene colpita. La quotidianità anche, esatto. Perché il pericolo nel quotidiano si è molto più, anche quello è un pericolo, per carità. I turisti effettivamente ce ne sono oramai talmente tanti a Catania che hanno imparato anche a capire che sono una fonte di reddito, infatti poi di B&B che fioriscono eccetera, però ogni tanto qualcuno purtroppo gli rubano le cose, gli rubano i bagagli nella macchina, lo scippo, la cosa eccetera, però il quartiere è molto cambiato e mi piace anche questa convivenza, questo miscuglio di persone di diversa estrazione sociale e anche culturale che convivono, in qualche modo trovano, secondo me è una ricchezza. Sicuramente è una ricchezza. Facciamo una cosa, Mario, e ti faccio una domanda, che questa me l'hanno suggerita ieri, questa ancora non c'era, io ne avevo un'altra, ma mi hanno suggerito da alcune indiscrezioni, anzi la fonte è una, che poi magari se tu lo vuoi individuare. Mi risulta che sul palco ti piace stare in perfetto ordine, cioè ti piace stare in ordine, e che in un concerto tu ti sei fatto stirare quando sei arrivato 3 camicie, ok? E poi ne ho scelta una. No, poi hai fatto il concerto con la maglia del soundcheck. Allora, perché? A, ti sei rotto il ferro, dici mi faccio stirare da quando arrivo. B, ti sei accorto così dall'oggi al domani che la luce è aumentata troppo, la dici aspetta perché eccetera. C, l'indomani eri di matrimonio e allora eri approfittato, dovevi sì, la cameriera era in ferie e quindi mi sono fatto stirare le camicie. Ma può succedere, sai, per esempio oggi sono venuto con questa maglietta da casa, però c'ho con me una maglietta che pensavo di mettere, che è nera uguale, esattamente uguale a questa. Però tu dici mi cambio, poi non ti cangi. Esatto. Perché, vabbè, senti, può succedere. Tu che segno sei, Mario? Scorpione. Questa è bella. Non è leggenda, ormai lo sappiamo, i tuoi soundcheck durano più del concerto. Allora io giustamente mi chiedo, perché io sono un artista, so alcune regoline, dico, perché ti chiedo? A, hai una certa avversione per i tecnici, quindi la tua è una cosa. B, ti ripassi testi e accordi, perché può succedere che non può provare, però faccio il soundcheck, lo faccio più lungo, e allora C, lo fai perché in caso di pioggia tu hai già fatto un'ora di concerto e siamo pagati. Nessuna di queste tre. È pignoleria, perfezionismo, purtroppo è una malattia di cui soffro e che mi provoca anche a volte un po' di sofferenza, perché la perfezione, come ben mi insegni, non esiste, e quindi a volte inseguirla ti provoca una certa infelicità. Bene, questa è la domanda alla quale sono più legato, e tu ora questa domanda, quando noi finiamo, me la firmi questo cartellino e io me lo conservo, perché la domanda... Sento, devo dire, un pochettino l'autoria di Gino Astorino in queste... ma è dichiarato a caratteri cubitali. Sento proprio la sua comicità, all'inizio della trasmissione, scritto con l'amichevole partecipazione di Gino Astorino, ma questo sì. Si riconosce il marchio di fabbrica della sua comicità. Soprattutto nelle tue domande, che sono le domande che ci siamo, adesso te lo svelo, dato che tu l'hai... Quell'essere un po' matelico catanese, lo sento tutto. Ce le siamo così studiate, ce le siamo dette in una pausa durante le prove, ci siamo seduti in un tavolino e ci siamo messi a scherzare ed è venuto fuori il tuo argomento. Va bene Mario, diciamo che domande, insomma, test superato. Facciamo una cosa, io adesso ti offro un caffè, proprio qua, ce lo prendiamo qua, ti offro un caffè, ci vediamo un Vox Populi, durante il caffè scegliamo le armi e poi vediamo se c'è stata... Ma le armi io devo usarle contro chi? Devi giocare contro di me, quindi se scegli il canestro faremo 3 tiri ciascuno, chi fa più canestri ha vinto. Se giochiamo a bowling
tiriamo. E la balestra cosa? La balestra è Guglielmo Tell, lui si mette con la palla qua sopra e noi tiriamo la freccia, scagliamo la freccia. Ti piace, vero Cristo? Lo so, perché allora vedi, secondo me la risposta era avversione contro i tecnici, secondo me, per l'ultima domanda. Vabbè, prendiamoci il caffè. Ti avevo promesso un caffè, è arrivato il caffè di Alecci. Io da buon catanese dico che in uno spuntino, in un qualcosa, Mario, non può mancare la cipollina, cioè chiaramente. L'involtino alla crema? Una cipollina? Quella è una cipollina. Quindi è salato e dolce. Quella è salato e dolce, Quella è una raviolina alla ricotta, se la vuole una treccina semplice, ma non sei obbligato, non sei obbligato. Diciamo, però, per noi cultori del... Tu vai in palestra, queste cose sono un po'... Sì, sono bandite. Stamattina quando è arrivata quella cipollina c'era un giauro, ma io volevo affogare. Devo dire, da ragazzo ne facevo la rosticceria catanese e la consumavo parecchio. Cartocciate, cipolline, arancini. Poi con l'età un pochettino mangio un po' più pulito. Un po' più pulito io pure sto mangiando più pulito, perché poi i nostri orari sempre sono sballati. Quei tristissimi petti di pollo. Mamma mia, una tragedia. Ma io li evito, cerco di evitare. Perché che ci stiamo trasformando in polli, tra un po' facciamo... Mamma mia, quando c'è nicchia proprio facevo l'ova. È una cosa, io allora cosa ho costato oltre alla dieta? Ho detto mi devo muovere, devo fare, perché poi inizio le prove, faccio gli spettacoli, quindi non posso mangiare all'una di notte o a mezzanotte, non ce la farei, e non ce la farei nemmeno a mangiare alle 8, quindi io finisco di mangiare alle 6 del pomeriggio. Una sana abitudine. Sì, ce l'ho fatta, devo dire che ce l'ho fatta. Senti Mario, allora, dobbiamo scegliere come sfidarci qua, perché quello più facile sarebbe giocare ai dadi, me ne sto seduto qua così. Però a me mi attira da morire la balestra. Sì, anche a me, non so perché, perché poi io sono sadico, capito? Io sono sadico, allora siccome so che lui si deve mettere la palla in testa e c'è il rischio di colpirlo. Non la prenderò di sicuro, perché io l'ho presa, sai? Ah, sì? Sì, l'ho presa con Giussi Malato, l'ho presa. Ho colpito, ho scagliato la freccia, però io la pareggiavo e quindi non sono riuscito a... Ma quindi una gara tra me e te? Certo, scagliamo 3 frecce ciascuno e vediamo chi becca. Io devo colpire lei, mi dispiace. Tu devi colpire lui. Lui dobbiamo colpire. Lui. Sì, ora te lo dico. Vabbè, io mi riprendo un Lui è il capro espiatorio di tutta questa faccenda. Lui è la mia vittima preferita. Vediamoci con Vox Populi e poi ci ritroverete qui alla sfida. La musica in questi anni ha fatto dei cambiamenti. Dici, per te questi cambiamenti sono positivi? Qual è secondo te la buona musica? Che musica ti piace ascoltare? Ma io ascolto volentieri la musica anni 70-80 perché la trovo anche positiva e allegra come messaggio che dà. Ma allora dici una cosa, dici un brano che particolarmente ti piace. Ma guarda, una canzone che io adoro degli anni 80 però a proposito è Careless Whisper di George Michael, te ne dico una a caso e penso che la bellissima, certo, a casa la conoscete, no? George Michael, ragazzi. Un artista, una canzone che hai particolarmente a cuore, italiana invece? Ma italiana, guarda, ti potrei dire le canzoni di Ramazzotti della prima era che trovo abbastanza orecchiabili e belle, o comunque Antonacci, Giovanotti. Ti chiediamo di fare un saluto a Vox Populi. Ciao a tutti, ciao Vox Populi. Una canzone che le piace? Della musica attuale? Di qualsiasi tipo di musica. Io ascolto i Van Halen, musica rock americano degli anni 80. Risposta che ci piace perché è una risposta che non dà nessuno e quindi grazie. Van Halen, Kiss, Aerosmith, Boston, Journey. Mamma mia, questa è una gran musica. Sì, musica di fine 70, inizio 80 americana. Che sarà? Buonasera, una domanda per gli amici di Sotto a chi tocca. La buona musica per lei qual è? Quella che faccio io. È un musicista? Uno studente. Uno studente, che musica fa?
In genere, musica in genere, non sono musicista, non sono figlio di musicista, sono uno studente che so leggere e scrivere. Ah, ma a lei piace la musica? Piace, non so, piace quello che piace, quello che va bene. Se piace, piace, se non piace, non piace. Antenna Sicilia, lei conosce Antenna Sicilia, Edoardo Saitta? Lei il televisore non ce l'ha, ce lo dico io perché l'ho visto. La RAI è fallita, non esiste più. Adesso ci siamo noi che stiamo prendendo non solo il posto della RAI, ma anche di Sky e Mediaset. Non voi siete attori? Siete attori? Certo. Anche? Io Sì. sono uno studente che merito quello che merito. Grazie. Giovanni, come mai si chiamava? Giovanni. Sarà Giovanni? il nome. Mario, abbiamo preparato lui, siamo pronti. Vuoi tirare prima tu? No, tira prima tu. Tiro prima io. Vabbè, ti ricordo che se vinco, ok, mi devi dire qual è la bugia. Semmai tu la bugia l'hai detta, perché non è detto Che ho detto una bugia oggi durante la trasmissione. Durante la trasmissione, durante le domande hai detto una bugia. Se vinco me la devi dire, se no se ne va con te, va bene? Io non è che sono espertissimo nemmeno. Ci provo. Allora vado col mio primo tiro. Ce l'ho fatta. Ce lo facciamo 3-3 così poi. No, faccio 3 io e 3 tu. Così sistemiamo. Sono andato alto questa volta, sai perché? Perché cerco sempre. Sono frecce di plastica, capito che l'avevo detto, datemi le frecce quelle vere, non hanno voluto. Lui aveva anche gli occhiali per. Questo forse ci siamo, sai? Qua c'è la bugia. Non ce l'ho fatta. Vabbè, ti raccolgo le frecce come in questo momento il buon perdente. In questo momento sono in svantaggio io, che è come quando chi tira i rigori vi diceva qualcun altro. Ma non pensate che io Ecco qua. farò di meglio. Vabbè, non lo so, però io. Mi sembri tu già più pratico, l'avrai fatto altre volte. No, vabbè, 2-3 volte. Certo, l'impugnatura è fantastica, ragazzi. Com'è l'impugnatura? No, giusta, è Così. come ti senti a tuo agio. Io da tipo palestra proprio. Siamo a caccia. No, però non mi trovo tanto. Mi verrebbe, sai, di dirti che cosa, Mario? Allora, devi tenere con la mano. Ecco, mi verrebbe di dirti, tanto ormai la bugia non la posso sapere. Però. Ah, perfetto, qua ci siamo quasi, Ci siamo quasi. Certo, Mario, hai mai pensato, cioè non solo al programma di cucina non ti hanno preso, manco all'Olimpiade ti richiasso. Ma manco. Però tu ti impegni però, quando vedo. Come si vede che la musica. Ma è storta È poi il tuo questa forte. cosa. Certo, se la tiri Lomenzo è storta. Ah, è troppo, la tiro Ragazzi, troppo? Questa è televisione, ragazzi, c'è poco La da tiro fare. troppo? Sì, no, vai. Ok. Ma Perché proprio. tu la tiri dal mezzo, dal centro, tu la devi tirare Da qua, dalla corda. Dalla fine. Capito? Vabbè, nel Che frattempo. gran pezzo di televisione. Quando mi Così. dicono cos'è la televisione? Così. Vedi, ci sono arrivato. Perfetto. Vai, ora. Ecco, vabbè, comunque ci siamo. Senti Mario, non è stato. La bugia non la diciamo qual è. Non la diciamo. Ma io bugie non ne dico Non ne mai. dici. Senti, questo è il domandone, ti dico alla fine, lo vuoi leggere? Se lo vuoi fatto te lo faccio, se non lo vuoi fatto molti rifiutano. Ma dov'è sto domandone? No, dico, non è detto che tu lo debba. È difficile, molto difficile. E anche Mario Venuti ha scelto di non farsi fare il domandone. Va bene, Mario, allora, grazie per essere stato a Sottocchi Talk. Grazie per averci insegnato un'altra impugnatura dell'arco e della freccia. Grazie per quello che fai e che continui a fare. Io mi sento di dirti non andare a Sanremo perché se ogni canzone che non va è un successo, Mario, va bene così, ma che ce ne frega, tu sei un patrimonio nostro, ti teniamo caro. Io ti ringrazio, vienici a trovare quando vuoi. Questa è casa tua, questo è il tuo tavolo, se vuoi fare un giorno una trasmissione falla, io mi alzo e la fai tu, però io non posso suonare, non so suonare. Noi ci vediamo con un altro ospite prestissimo, molto presto, a Sottocchi Talk. Non genera bugie allora. Ragazzi, ma nessuno dice bugie in questa terra. Nessuno dice bugie in questa terra. Sinceri. Lui non ne dice.
E infatti Anzi, dovrebbe ogni tanto. dovrei ogni tanto. Io sono migliorato. Ah, tu dici per le bugie finti bene? Ma Sei sempre diplomatico. io ne dissi una volta a finti bene, guarda, mio malissimo. Non ne dico più neanche io. E chi lo do?